Cari telespettatori, rieccoci insieme, spazio dedicato ai pensionati dello CGIL, ma non solo, ai pensionati in generale, e questa volta parliamo di un argomento molto interessante che riguarda l'aspetto sanitario, direi sociosanitario. Lo facciamo con ben ritrovata alla nostra Ivana Fogo del Dipartimento Welfare CGIL del Veneto, grazie di essere qui con noi, che ci racconterà le case di comunità. Se ne parla abbastanza di frequente in questo periodo, anche dal punto di vista infrastrutturale, per cui capire da dove vengono, cosa sono, cosa saranno soprattutto, da dove vengono intendo dire c'è discorso del PNRR, quindi soldi che serviranno per realizzarle. Stiamo parlando di sanità del territorio, fondamentale, perché questo implica anche che più passerà il tempo, via più le strutture ospedaliere verranno meno con la loro funzione di anche degenza, eccetera, ma solo per la fase interventistica dell'acuzia in senso proprio tecnico. Allora, cosa sta succedendo? Perché dobbiamo conoscere bene questi aspetti? Sì, sono aspetti davvero molto interessanti e molto importanti. E c'è tutta una normativa e tutta una programmazione che parte naturalmente dal PNRR, e qui bisogna affrontiamolo, questa benedetta programmazione così importante e così grossa. Ecco, qui tanto c'è la slide del DM 77, sì, che cos'è? Lasciamola. Allora, il DM è il decreto ministeriale 77, che è entrato in vigore il 7 luglio di quest'anno, del 2022, e definisce i nuovi modelli e gli standard dell'assistenza territoriale. Quindi è già operativo adesso? Sì, è già stato, non solo, ma anche nella nostra regione c'è già una delibera che ne recepisce in parte, non il DM, ma diciamo le risorse che servono per attuare quello che il DM 77 stabilisce, ma che però sono risorse che nascono dal PNRR. E allora adesso solo leggiamo questi punti che sono molto interessanti, perché dice facile accesso ai servizi sociosanitari, risposta coordinata e continua ai bisogni della popolazione, approccio integrato e multidisciplinare, che vuol dire tutto, vuol dire niente. Vorrebbe dire un grande passo in avanti se fosse tutto realizzato, però vediamo con che modalità. Per capire, interrompiamo la slide, andiamo a raccontare invece, dopo torneremo su queste slide, il PNRR che in questo aspetto qui che cosa chiede, cosa ci dà? Cosa ci dà? Ecco, dico solo i titoli, però è importante per inquadrare bene di che cosa stiamo parlando. PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è bene che impariamo, perché tanto lo sentiamo sempre nominare. Di fatto è una programmazione fatta naturalmente nel 2021 e prevede tutta una serie di obiettivi e di traguardi. Lo dico proprio a pillole. Approvato il 13 luglio del 2021, un impegno di spesa, cioè i soldi dobbiamo ragionarci entro il 2023, come spenderli, uso proprio le parole che si sentono in giro, no? I soldi che dà in parte l'Europa, in parte c'è un fondo dato dall'Italia, quindi quei soldi lì, quelle risorse lì devono essere impegnate entro il 2023, quindi tutti i progetti devono essere fatti secondo tutta una serie di determinati obiettivi un po' complicati, ma insomma devono essere fatti, depositati, perché poi i progetti vengono esaminati. E se i progetti poi verranno attuati, i soldi, i pagamenti avverranno entro il 2026, anche però a step, a pezzi, no? Lo sentite spesso in televisione. Che cosa prevede? Proprio pillole. 151 investimenti, 63 riforme, tutto il piano, tutto il piano nazionale. A livello nazionale, proprio questo malpone, no? Questi soldi, questo tesoro, io non ho il coraggio di chiamarlo tesoretto, perché qui stiamo parlando di 191,5 miliardi di euro, che poi dovremo restituire. In parte si restituiscono, quindi 68,9 a fondo perduto, questi no. 122 miliardi. Invece 122,6 sì, vanno restituiti. Naturalmente è un bel impegno, però
bisogna anche vedere che ricadute hanno, nel senso che non solo ci daranno, dovrebbero darci servizi, ma naturalmente intervenire e anche creare lavoro. Noi adesso ci occupiamo di una piccola parte, però questo è 30,62 miliardi del fondo, il fondo complementare. 3 asse strategici, no? Di che cosa si occupa? Digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, quanto non ne sentiamo parlare in questi giorni a transizione ecologica, no? Le bollette, il gas, l'Enel, cosa possiamo fare, la luce, quindi importante, inclusione sociale. 3 priorità, donne, giovani, che sono le 2 categorie, no? E il Sud, 6 missioni, cioè 6 grandi capitoli. Perché avevo bisogno di dirvi questo? Perché io voglio arrivare a parlare della 6ª missione, quella cioè che tratta, lasciamo stare tutte le altre, non stiamo parlando di PNR, noi stiamo parlando di sociale, sanità, socioassistenziale. Missione 6 riguarda la salute, la nostra salute. Abituiamoci, non parliamo solo di sanità, parliamo di salute in generale. Quanti soldi ci sono? 15,63 miliardi, che non sono tantissimi rispetto, però hanno appunto 3 obiettivi importanti, questo maluppetto, questo tesoretto, questo sia un tesoretto, allineare, anche qua sentite che ritornano le parole, allineare i servizi e bisogno di cura dei pazienti, cioè di che cosa il cittadino ha bisogno. Quali sono i suoi bisogni di salute a 360 gradi, migliorare le dotazioni infrastrutturali e tecnologiche, ecco qua, strutture, anche muri, quindi sì che poi li dovremo restituire, però intanto è anche un investimento. Io, come dire, il mio compito oggi è anche di vedere un po' il bicchiere mezzo pieno, di dire cosa è scritto qua, poi cosa riusciamo a fare, lo vedremo nel tempo, adesso ma anche nel tempo. Promuovere la ricerca e lo sviluppo delle competenze, in particolare della missione 6, perché poi ci sono tutti i sottocapitoli. Noi oggi ci occuperemo della componente 1, che è anche tutti i temi che si trovano dentro il DM77. Ecco quindi perché le case della comunità. Ho parlato, no? Perché come vengono finanziati tutti questi interventi? Con questi soldi. Componente 1, reti di prossimità, strutture intermedie, telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale. Primi capitoli, casa della comunità e presa in carico della persona, e poi insomma via via. Oggi parliamo però, abbiamo deciso di fare un passettino alla volta perché altrimenti non riusciamo a capire, casa della comunità, importantissima. Che cosa fa? Vediamo la prima. Allora, un conto abbiamo detto il PNRR, no? Cioè la programmazione, i soldi, le risorse. Qui invece entriamo nel DM77, cioè che modello l'Italia ha deciso di darsi usando queste risorse, ma che modello ci si dà laddove si comincia a parlare, quando si parla, scusate, di assistenza territoriale. È importantissima perché territoriale significa vicino a noi. Quindi è il distretto? È il distretto e tutto quello che c'è dentro, ma non solo, e tutto quello che al distretto è collegato, tutto quello che può servire al cittadino quando ha un bisogno di salute al di fuori dell'ospedale. Ok? Quindi ci intendiamo bene. Oggi non parleremo di ospedali, di nessun tipo. Parleremo di assistenza proprio, quella che ci dà, quella che oggi, anche oggi in parte insomma, abbiamo tanti segmenti che costituiscono la medicina di prossimità e costituiscono appunto l'assistenza territoriale, no? Ma questi segmenti fanno parte della rete dei servizi, ma sono alcuni di loro un po' slegati e molto spesso non parlano fra di loro. In realtà il DM77 li mette tutti insieme, li collega tutti e li obbliga a parlare fra di loro. Oltretutto il DM77, ma lo vedremo nei prossimi incontri che faremo, obbliga, scioglie quell'anello debole che è il dialogo fra l'ospedale e il territorio. Quante volte ne abbiamo parlato qua? Sì.
no? Persone che vengono dimesse dall'ospedale, vengono mandate a casa, non sono guarite, hanno una serie di problemi, dove sbattono la testa. Il DM77 dà le risposte con dei servizi apposta, non sono parole, sono proprio i servizi fatti veri. Ecco, quindi la presentazione del DM77, quando dicevamo facile accesso ai servizi sociosanitari, risposta coordinata e continuativa, questo voleva dire. Questo che vediamo, il distretto qui che vediamo in questa slide, sono tutti i servizi che vengono istituiti, in parte ci sono già, ma vengono messi in correlazione e istituiti proprio dal decreto ministeriale 77. Noi oggi ne abbiamo già parlato, possiamo anche leggerli un po' di corsa, c'è un numero... Sì, facciamo rapidi così andiamo anche avanti. Allora, partiamo dall'inizio. 116-117 si istituisce una centrale operativa regionale. È un numero nuovo a cui si potranno rivolgersi i cittadini, potranno chiamare una volta, naturalmente questo è quello che prevede il DM, poi che non è ancora stato attuato tutto, sì. Ecco, però lì può telefonare, può chiamare anche il semplice cittadino per cure non urgenti. Attenzione, non confondiamolo col 118. 118 è un'altra cosa, è un intervento immediato, certo. E resta. Qua niente viene sostituito, niente viene tolto, ecco, si aggiunge. Dentro al distretto cosa troviamo? L'unità di continuità assistenziale sono gli UCA. Gli UCA saranno dei medici che andranno a domicilio insieme con un infermiere. Poi ne parleremo in futuro, ma intanto la centrale operativa territoriale, noi la chiamiamo COT, ma sarà un numero, sarà un servizio dedicato, dopo la vedremo meglio, dove tutti potranno chiamare, anche i semplici cittadini, e che avrà questo compito proprio di collegare, di collegamento e di coordinamento e di indirizzo rispetto ai bisogni. L'infermiere di famiglia o di comunità, sono previsti un numero, dopo li vedremo strada facendo, un certo numero di infermieri, qua andranno assunti però questi infermieri, cioè attenzione, c'è questo problema. L'ospedale di comunità è una delle strutture intermedie, ne abbiamo parlato tante volte, sapete, sono quelle strutture residenziali che non è ospedale e non è casa di riposo, ma sono strutture intermedie dove le persone vengono ricoverate per un certo tempo per fare, che ne so, superare un po' una convalescenza, trovare anche un'assistenza, insomma, anche se limitata, è un passaggio appunto intermedio. Okay? Non deve diventare, ma ha lo scopo di aiutare verso il domicilio in caso, oppure di rientrare verso l'ospedale se c'è bisogno, insomma, no? La casa di comunità, di questo ne parleremo dopo, e questo è proprio il fulcro, è un nodo importantissimo del distretto, importantissimo proprio, e anche per il cittadino. Per noi teniamolo in mente, la casa di comunità diventerà il nostro punto di riferimento, che può essere hub, poi spiegheremo cosa vuol dire, cioè più grossa che resta aperta per più tempo, e quella SPOC che resta aperta per meno tempo ma sempre a nostra disposizione. Poi c'è l'assistenza domiciliare, l'ADI come c'è adesso, poi abbiamo il domicilio, le RSA sono le case di riposo, e poi l'hospice, che sapete essere, ma l'hospice esiste già come le RSA, insomma, quindi qui di quello non si parla. Andando avanti, eccolo qua, il distretto, uno ogni 100.000 abitanti all'incirca, luogo privilegiato di gestione e coordinamento dei servizi sociosanitari a valenza sanitaria e sanitari territoriali. Cosa assicura? L'integrazione tra le diverse strutture sanitarie, quindi come abbiamo visto in tutte quelle strutture che abbiamo parlato prima, una risposta coordinata a continui bisogni della popolazione, uniformità dei livelli di assistenza, pluralità dell'offerta e assistenza primaria, questo nella forma, poi vediamo nella sostanza. Andiamo alla slide successiva. Perché il distretto già esiste, insomma, no, lo conosciamo tutti. Ecco, qui entriamo, casa di comunità. Ecco, questo diventa, diciamo, è la novità, è importante per noi cittadini, soprattutto per noi cittadini. Vedete,
lì c'è scritto luogo fisico di riferimento per la comunità, in effetti è proprio così, cioè diventerà il luogo di riferimento per tutti i cittadini, per la popolazione, di fatto è la porta di accesso del nostro Servizio Sanitario Nazionale. Fino ad oggi, anche oggi, chi è? È il medico di medicina generale, medico di base, la porta di accesso. Poi invece diventa la casa di comunità, dove dentro troveremo i medici, adesso lo vediamo bene. Quindi lì, noi ci recheremo lì, è la porta di accesso al Servizio Sanitario Nazionale, quindi è vicino al cittadino. Non sarà come l'ospedale, no, è vicino al cittadino, poi vedremo quante sono e quante devono essere, e quindi accolgono il cittadino, lo fanno una prima analisi e lo orientano rispetto ai suoi bisogni di salute. Okay? Perché infatti dipende anche, no. Chiaramente qui non stiamo parlando di urgenza, attenzione, però è un primo accesso importante, siccome lì dentro troveremo tutta una serie di figure che dopo Andiamo avanti con le slide così vediamo anche quella successiva. Sì, io volevo rispetto alla casa di comunità, perché è importante? Beh, è importante dal punto di vista delle nostre richieste, perché noi lì troveremo delle funzioni di appunto sanità di iniziativa, si chiama, no? Cioè chi ti accoglie deve interpretare il tuo bisogno, la presa in carico, l'accesso unitario, perché lì dentro vedremo chi troviamo. C'è anche un filtro di accesso, perché magari io vado per una questione e lì ho chi invece fa una diagnosi, sì, precisa. Allora, quindi rapidamente, uno ogni 40.000-50.000 abitanti, 7-11 infermieri, un assistente sociale, 5-8 unità di personale di supporto sociosanitaria e amministrativa, poi c'è la casa di comunità SPOC, il numero che tenga conto di caratteristiche orografiche e demografiche del territorio per favorire la qualità e la capillarità d'accesso, quindi sostanzialmente è questo. Sì, importante, 40.000-50.000 abitanti, quindi io vi dicevo, certo che è vicino a noi. Ma non vicinissimo, insomma. Ma non vicinissimo. E poi, guardando bene, ci sono adesso, andremo a vedere che cosa... Vediamo la slide successiva. La slide successiva fa la differenza tra le case di... Vedete, mette a confronto le hub e le SPOC. Come vi dicevo, quelle hub, che sono le più grosse, vedete quanti servizi danno e è previsto, moltissimi di questi sono obbligatori. In più la hub sta aperta H24 7 giorni su 7. Ecco perché dico che è un grande punto di riferimento. Venerdì, sabato notte, domenica mattina, qualsiasi ora del giorno e della notte ho un problema, se non ritengo di dover andare in pronto soccorso, troverò relativamente vicino a me tutti questi, non tutti, ma sicuramente qualcuno che un medico sempre. Perfetto, intanto. Vediamo quella successiva. Volevo un attimo, se facciamo un salto ancora indietro, è importante vedere che, come vi dicevo, quelle hub hanno davvero un ruolo fondamentale, perché hanno un sacco di servizi dentro, tra cui anche la specialistica, è importantissimo dirlo questo. Non solo troveremo i medici, lì ci sono i medici di base naturalmente, no? Come primi, medico di medicina generale, come referente importante il pediatra di libera scelta, il medico della continuità assistenziale, probabilmente anche i medici, adesso si vedrà, di guardia medica, cioè troveremo tanti medici. Anche il nostro medico potrà essere lì, quello che abbiamo scelto noi, se entra lì, ma comunque troveremo infermieri di giorno e non di notte, punto prelievi, come dicevo, ambulatori, servizi ambulatoriali specialistici, in particolare quelli delle patologie più comuni, che sono i cardiologi, pneumologi e diabetologi. Troveremo anche sistemi diagnostici, l'ecografo, l'elettrocardiogramma, quindi insomma lì davvero c'è una prima risposta, attività consultoriali, insomma troveremo tanto. Nello SPOC l'obbligo è ci sono dei servizi che sono obbligatori, 12 ore però, non 24, ecco, e poi qualche altro servizio che è raccomandato ma facoltativo. Comunque vedete che insomma ce ne sono. Ce ne sono. Andiamo a vedere quella successiva, che è così, perché...
in modo da poter dare un quadro. Questa successiva, ecco. Queste le vediamo, quelle, le case di comunità in Veneto. Allora, la Regione Veneto ha recepito, ha fatto una delibera, la 368, che è una delibera che stabilisce, l'ha fatta nell'aprile del 2022, che prende le risorse del PNRR e le suddivide, e le ha suddivise, e ha, rispetto a tutto quello che vi abbiamo fatto vedere, ma oggi ci concentriamo sulle case di comunità, dove andranno fatte. Quindi questi sono allocazione dei soldi, e anche quanti soldi andranno spesi. La casa di comunità nascerà, sarà, diciamo, il proseguo, lo sviluppo, ecco, questa è la parola giusta, delle medicine di gruppo. Noi in Veneto ne avevamo. Cosa sono le medicine di gruppo? I medici di medicina generale che si mettevano insieme e che in alcuni posti, laddove avevano trovato l'accordo, davano risposte ai loro assistiti, però ai loro assistiti, non a tutti, H12, 5 giorni alla settimana e anche il sabato mattina. Ce n'erano già in Veneto, in particolare, vedete, c'è scritto 77, ok? Quello non ce lo siamo inventato noi, è documentato, Ecco. Certo, certo. Suddivise nelle varie province. Vedete, c'è proprio indicato. Qui siamo a Padova, ce n'erano già 14, insomma c'era già quindi ci sarà un'integrazione sostanzialmente. Si parte da lì e si integra. sviluppa in un certo modo, perché questi sono insomma, medici di medicina generale. Non mi risulta, forse da qualche parte potrebbe esserci anche uno specialista, ma in realtà devono rientrare in quella tipologia là. La 368 la delibera regionale, vedete, 368, ha fatto proprio tutto un elenco dicendo anche quanti risorse, no? E si aggiungono fino ad arrivare a 91. Okay? Vediamo subito rapidamente le allocazioni prima della chiusura. Volevo tornare, scusate, torniamo un secondo solo. L'unica cosa che ci preme farvi notare è questo. Vedete che alcune province sono evidenziate in rosso? Sono quelle province dove le case di comunità decise superano i 50.000 abitanti. Ora, non è, per questo dicevamo vicine, ma qui non sono proprio tanto vicine. Certo. Quando a Verona, per fare l'esempio, 61.000 abitanti sono tanti. Non è proprio come è scritto nella... Vediamo come sarà l'allocazione, quindi vediamo quella successiva. Ecco, qua. Le allocazioni noi abbiamo messo tutte le province e non è importante vedere, ma guardiamo le casette, no? Le casette ci indicano... Questa sarà lo Dolomiti, andiamo avanti, quella successiva. Sì. Qui per esempio, sì che è un 50.000. Marca Trevigiana, vabbè, ce ne sono anche abbastanza. Trevigiana, sì, quelle più grosse, questa è tutta Venezia, no? Questa è la 3, e poi c'è la 4 che comunque fa parte della provincia di Venezia, Veneto Orientale. Quella del Polesine. E lì, essendo un po' lungo, ci sono delle zone, la zona gialla è un po'... no, ce n'è a due. Sì, ci sono le casette, le abbiamo proprio messe per far vedere dove sono collocate. Poi andiamo a vedere la 6, quella di questa provincia, dove c'è abbastanza il territorio, però magari nella bassa, la zona rossa, che è quella, no, è il distretto... Sempre più un po' difficoltà. Perché è molto vasta, sono 48 comuni ed è un territorio molto vasto, sono 180.000 abitanti. Insomma, lì sì, è rappresentata nei grandi paesi, in particolare in quei paesi dove c'era prima l'ex ospedale, perché è facile che vengano collocate dentro. Sono fattori attrattivi. Esatto, sì. Quindi questo, ecco qua, la pedemontana, anche qui sempre nelle zone però ci sono delle zone più fornite, altre meno, quindi ricalcano sostanzialmente le strutture ospedaliere. La Berica, che è quella di Vicenza, e poi, come vi dicevo, la Scaligera. Vedete che si vede bene, così, insomma, a occhio nudo, che la Scaligera, uno ogni 60.000, 61.000, sono poche, bisognerà ragionarci, insomma. Però sembrano tante come sono concentrate. Sì, ma sono concentrate lì però, ma abbiamo dei territori che sono sguarniti e paradossalmente, per esempio, come anche in montagna, se ho dei territori montani dove ho poca gente, paesi con 300 abitanti, 500, però cosa vuol dire? Insomma, hanno un territorio disagiato, quindi bisognerebbe, lì c'è scritto del territorio orografico, bisognerebbe, insomma, ragionarci.
Concludiamo queste slide, abbiamo voluto aggiungere una slide sui medici di medicina generale. Cosa c'entrano? C'entrano perché capite che i referenti più importanti dentro le case di comunità saranno i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta. E vedete, noi abbiamo sempre il problema della carenza dei medici di medicina generale, abbiamo fatto tutto un documento, certo. Le proiezioni. La Regione è intervenuta aumentando le borse di studio a partire dal 2021, però e ne ha anche assunti, va detto, infatti l'abbiamo indicato. Ma ne mancheranno lo stesso, quindi ci sarà sempre bisogno. C'è sempre bisogno. Ne mancano. Va bene. Ecco, allora, per il personale, insomma, resta un punto di domanda, medici di medicina generale, ma in generale. Allora Ivana Foco, grazie mille, è stata bravissima perché la cosa era complessa, è riuscita abbastanza a semplicizzarla e vi consiglio comunque di rivedere in replica la puntata per farvi un po' un'idea, proprio per avere contezza di dove si dovrebbe andare e comprendere come funzionerà il sistema, ma ne parleremo ancora. Io vi lascio, ringrazio la nostra ospite, vi lascio alla pubblicità, poi noi ci rivediamo con le nostre interviste. A dopo.